Se si va a referendum è inevitabile che qualcuno dovrà andare a dire a 2.328.000 veneti che l'autonomia non si farà più perché qualcun altro che non è veneto ha deciso di non dare la possibilità al Veneto di avere questo decentramento amministrativo, perché tale è, quindi non è uno spacca Italia l'autonomia, ma lo è il referendum. Massimo rispetto per gli istituti democratici quali il referendum. Io vengo da un referendum con l'autonomia. È giusto che se avrà il vaglio della Cassazione, avrà il vaglio della Corte Costituzionale e si dirà che dovrà essere referendum, i proponenti faranno la loro campagna per il referendum, noi vedremo cosa fare. Una narrazione sbagliata, la volontà di trasformare in un dibattito politico, perché dico sempre qual è il governatore a livello nazionale che rinuncerebbe ad avere, che so, la funzione della protezione civile che permette a noi governatori di fare ordinanze di deroga in caso di calamità, piuttosto che avere una valutazione di impatto ambientale regionale per le opere regionali. Oppure fare i passaporti presso gli uffici postali come sta accadendo piuttosto che presso gli uffici pubblici. Allora io penso che questi non siano spacca Italia, sono lo spacca ufficio complicazioni affari semplici. Probabilmente c'è qualcuno che ama l'ufficio complicazioni affari semplici. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.